La mostra al Palazzo dei 300, l'eredità di Falcone e Borsellino, è stata realizzata con lo scopo di sensibilizzare i giovani sull'opera dei due magistrati che hanno pagato con la vita il loro impegno. 150 foto esposte nel tentativo di trasferire agli studenti i valori della legalità e della lotta alla criminalità organizzata. La mostra ricostruisce attraverso le immagini private messe a disposizione dai familiari e dall'archivio fotografico dell'ANSA la vita dei due giudici siciliani, così da farne conoscere il grande impegno civile anche a tutti quei giovani che nel 1992, anno delle stragi di mafia che hanno sconvolto l'Italia, non erano ancora nati. E queste foto cosa hanno suscitato? Un po' di preoccupazione, di timore, ma anche di voglia di scoprirne, di saperne di più. Perché hanno dato a qualcosa a noi. Una mostra per testimoniare e concretizzare l'impegno del governo sul fronte della lotta alla mafia in un periodo storico particolarmente delicato a causa delle infiltrazioni della malavita organizzata nel territorio. Mai come ora c'è il pericolo che quella criminalità che loro hanno combattuto e che oggi è più pericolosa, anche se meno cruenta, veramente possa far danni importanti e forse irreparabili nei territori sani. Abbiamo portato la mostra a Treviso, ha detto il sindaco Mario Conte, perché l'eredità di questi giudici potrà così passare al pubblico e soprattutto ai giovani. Mi ha fatto piacere che tra il pubblico ci fossero i dirigenti scolastici, perché poi saranno proprio i ragazzi protagonisti di un cambio culturale necessario proprio per prevenire i problemi legati alla mafia.